Il bambino giocava dentro nel cortile e poi si è sentito un grande botto, è arrivata dentro questa macchina che ha buttato giù la ringhiera, ha buttato giù la siepe, ha preso proprio il bambino in pieno e l'ha schiacciato contro un'altra macchina che era quella di mio fratello. Nelle parole della zia tutto il dramma di un incidente che ha davvero dell'incredibile. L'auto fuori controllo che piomba nel giardino di una villetta e travolge un bimbo di 10 anni, schiacciandolo contro l'auto del papà parcheggiata in cortile. Il drammatico incidente questa mattina alle 11 in via Indipendenza a Fregona. Un 76enne residente a Cappella Maggiore è alla guida della sua auto. All'improvviso, a causa di un malore, perde il controllo della vettura che sale sul marciapiede, sfonda recinzione e siepe della villetta e piomba nel giardino centrando il piccolo che sta giocando. Il primo ad accorrere è il papà. Mio fratello ha sentito questo botto e ha chiamato Samuele, l'ha visto incastrato sotto la macchina con le gambe e da lì ha cercato di, siccome, tirarlo un attimo leggermente fuori e poi niente, il bambino era incosciente, quindi ha chiamato subito 118. Sul posto arrivano subito i soccorsi, i sanitari del SUEM ed i vigili del fuoco. Vista la gravità delle condizioni, il bimbo viene trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Intanto a Fregona giunge anche la polizia stradale per accertare dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. In via Indipendenza arriva il sindaco e diversi cittadini che nella piccola comunità di Fregona portano la propria vicinanza alla famiglia del bimbo e sperano che possa presto riprendersi.